In lingua napoletana il medico è o Mierec, è venuto Mierec. Oppure o dottore, l'ha visto dottore? Avete chiamato dottore? Però in generale o dottore, in italiano e anche in napoletano sono tutte le persone laureate, ma il concetto a Napoli è molto più esteso, perché qui a Napoli quando parcheggiamo una macchina siamo tutti dottori. Dottore, un poco più a rete, un poco più innanzi. Dottore c'ha anche un accrescitivo, chi è un dottorone, un professorone, chi è un miele che carrozza. Sì, perché una volta i medici, quelli importanti, quelli che si facevano pagare bene, arrivavano insomma con la carrozza. E anche un diminutivo, chi è un dottoricchio, non mi richiede 4 soldi, è un sa 100 ma non è buono a niente. Una delle principali doti del medico deve essere la celerità, la velocità. La diagnosi va fatta insomma in un tempo sufficientemente veloce, altrimenti si rischia che mentre lo miele che studia, o malato se ne muore. Quando la guarigione tarda, non pigliatevela con i medici, perché si dice che le malattie vengono a cavallo, però poi se ne vanno a pera. Ma la lingua napoletana è sempre ottimista, a ogni male c'è il rimedio, sulla morte no, ma è ottimista in generale. Io dico sempre che se un medico a Milano ti visita, dice signora mia, lei qui ha una brutta bronchite. Lo stesso medico a Napoli direbbe signora mia, lei ha una bella bronchite. E poi ci sono rimedi, cure, terapie che sono magari grossolani ma sono molto napolegni. Per esempio vino in coppa a manest e omiere carafanesti. Insomma, basta mangiare e bere bene e non c'è bisogno del medico. In da casa con solo un traso dottore, una casa ben esposta, con l'aria salubre, tutela soprattutto la salute. Oppure che ne so, a meglio a medicina, vini campagna e purpette cucina. Questo detto veniva parafrasato da Antonio Cardarelli, il più grande medico a cavallo fra 800 e 900, quello dell'ospedale Cardarelli. Quando veniva un ammalato e voleva per forza una medicina, tutto scrivitemi una cosa, uno sciroppo, un pinnolo. Lui, parafrasando questo detto, diceva signora, lei non ha bisogno di niente, lei ha bisogno solo di pinnole cucina e sciroppo e cantina. E poi in lingua napoletana ci sono anche vari indicatori di benessere, se funzionano quelli saranno grossolani ma noi siamo tranquilli. Pisce chiara e frutta tenero lumiere, così basta che la menzione è chiara, vuol dire che stai bene. Che ne so, quando il culo spartea o miele che se la passea, cioè quando le espulsioni di aria insomma dallo stomaco sono frequenti insomma e anche cospicue, poi magari quelli che stanno accanto non sono d'accordo, vuol dire che si sta bene in salute. Quando si fa una visita brevissima, a Napoli si usa dire ha fatto la visita lumiere, quando una visita è lunghissima, la visita a Santa Elisabetta, quella durò 3 mesi, quella di Maria. In lingua napoletana se uno offre da mangiare a qualcuno non deve mai dire pulite, perché pulite si dice malato. E voglio salutarvi con un aneddoto di Libero Bovio, o Chiattone. Lui era 2 giorni prima della morte benictus e allora il medico di famiglia andò a visitarlo. Chi erano tipo piccerilli, brutto, sic, con 2 baffettiere, per carità. Don Liberato invece, insomma, è una bella stazza. Arriva a casa e dice, Don Liberato, mannaggia capa vostra, voi non dovete mangiare. Mo vi do una bella dieta, vi faccio diventare fresco e tosto. Guardate come sto io. Don Liberato si gira, lo guardò e disse, dottore, voglio morire.